Eccoci qua. Sono qui, direttore, vado avanti. Ciao, buonasera a tutti. Buona serata. È arrivato Ostigar in ritiro qui al Napoli, però le volevo chiedere naturalmente anche com'è la situazione di Kim in questo momento, se il Napoli si può dire che è in corsa per arrivare a questo difensore che tanto piace a Spalletti, che l'ha sponsorizzato e che ha detto che è da Napoli e da Champions League. È un calciatore bravo, stiamo seguendo come altri e basta. Non mi posso prolungare di più, insomma, cercate di capire, abbiamo anche altre situazioni, stiamo valutando, stiamo facendo delle valutazioni approfondite, prendendo informazioni per poi affondare. Io sono sempre fiducioso su tutti. Radio Kiss Kiss. Direttore, buonasera. Volevo Buonasera. ragguagli rispetto all'operazione Dybala, come è andata a finire dopo che il ragazzo ha firmato con la Roma, se ci racconta cosa è accaduto in questi giorni. Ma vabbè, intanto dall'altra volta che ero qua sono passate una decina di giorni, io vi ho parlato e vi abbiamo parlato di opportunità, con il passare del tempo pensavamo che potesse essere un'opportunità, ci abbiamo parlato, non direttamente con lui ma con i suoi agenti, ma abbiamo capito che per noi non era comunque un'opportunità e probabilmente lo ha capito anche lui, che noi non siamo per lui. Il Mattino. Sì, buonasera. L'ultima volta che è stato qui, parlando di Koulibaly, così come di altri giocatori, lei ha usato una parola, sono incedibili. Alla fine Koulibaly non era incedibile, ce ne sono anche altri di incedibili. Grazie. Ma io, incedibili, Koulibaly certo che per noi era incedibile. Io vi dissi anche che siamo stati per un mese di fila, anche due, a parlarci tutti i giorni. Abbiamo provato in tutti i modi a convincerlo, gli abbiamo fatto un'offerta altissima per i tempi nostri, perché non vogliamo ritornare ad essere una società virtuosa che, come vi ho detto, deve essere un orgoglio per tutta la città, tutta la gente, tutti i tifosi, perché avere la forza di creare un circolo virtuoso come è stato per tanto tempo è un segno di grande progetto e di longevità. E come ti dicevo, noi volevamo veramente in tutti i modi trattenerlo, in tutti i modi. Non ce l'abbiamo fatta, abbiamo dovuto accettare. Io l'altra volta ho fatto un'omissione, che vi ho detto che lui aveva preso tempo, in realtà non ci aveva preso tempo, ci aveva già detto che non voleva rimanere, ma io ho provato fino alla fine a difenderlo, a coccolarlo, e abbiamo provato proprio fino alla fine, ma non è stato possibile. E quindi siamo dispiaciuti, ma il Napoli andrà avanti con forza, crediamo di avere una squadra molto forte, di giocatori giovani ma molto bravi, e quindi siamo fiduciosi per il futuro. Repubblica. Sì, una cosa al volo, come mai parla Giuntoli al posto di Spalletti e con che prospettive può partire questo nuovo ciclo, visto che ormai rispetto alla precedente conferenza è partito Koulibaly, c'è stata quest'altra partenza importante. Ma come può partire? Questo qui è l'8º anno che ci sono e si parla di cicli nuovi da tempo, e ci sono stati dei rinnovamenti molto forti, però la squadra è sempre rimasta a buoni livelli, a ottimi livelli, quindi noi non siamo così preoccupati, siamo concentrati sul lavoro che dobbiamo fare, e il motivo per cui sono venuto io è molto semplice, perché ci sono troppe situazioni aperte di mercato, noi vogliamo dare un'informazione corretta e vogliamo che il mister pensi a allenare la squadra sul campo. Il Roma. Sì, eccomi, buonasera direttore, eccomi qua, a destra, alla sua destra, eccomi. Sì. Buonasera. Sì. In alternativa a Dybala l'opzione Deulofeu è realistica ed eventualmente il Napoli cerca un giocatore in quella posizione di sottopunta? Allora, Noi l'altro giorno, quando abbiamo fatto la prima conferenza, il mister è stato anche chiaro, anche apertamente, ha detto che vorrebbe fare il 4-3-3, e Dybala, se era un'opportunità, la potevamo prendere, però sarebbe stato dal punto di vista tattico uno snaturare quello che c'è in testa il mister e quello che abbiamo in testa noi. Quindi in questo momento non ci stiamo pensando, però ripeto, il mercato è lungo, ci possono essere delle opportunità e siamo pronti a guardarci intorno, a leggere tante situazioni che ci possono venire addosso. Cronache di Napoli. Direttore, buonasera. Chiaramente ad meno di un mese e mezzo dalla fine di questo calciomercato, una squadra probabilmente ancora incompleta, però voglio chiedere, questa è una squadra che può puntare allo scudetto, e le chiedo, visto che non si parla di obiettivi, qual è l'obiettivo di questo Napoli? Ma vi ho già detto che lo scudetto per noi è un sogno,
e dobbiamo sempre cullarlo, perché puntare al massimo è sempre importante per tutti in qualsiasi ambito lavorativo. Noi crediamo di avere una squadra di valore, crediamo che dobbiamo ancora completarla con un portiere dello stesso livello di Meret e di un calciatore di grande livello al posto di Koulibaly. E poi pensiamo di avere una squadra importante, di ragazzi molto bravi che faranno parlare di sé presto. Corriere della Sera, edizione Napoli. Sì, direttore, sono qui. Volevo chiederle se con il 4-3-3 c'è il bisogno anche di prevedere degli innesti a centrocampo se dovesse uscire qualche giovane anche come Gaetano. Ma a centrocampo abbiamo 6 centrocampisti, tutti di grande livello, di buon livello, collaudati, quindi se non dovesse uscire un big non arriverà nessuno, arriverà qualcuno se uscirà qualcuno. Gaetano stiamo valutando insieme a Zerbin, il mister sta valutando, insomma lasciamogli lavorare in santa pace e poi prenderemo delle decisioni per il bene dei ragazzi e per il bene del club. Corriere dello Sport. Buonasera direttore. Buonasera. Volevo sapere la situazione di Fabian com'è, soprattutto dopo la conferma che Napoli punterà sul 4-3-3 e poi una domanda, diciamo, social popolare, perché l'altra sera il mister ha salutato tutti i ragazzi che non sono qui, compreso Mertens, però la gente è quasi incredula, no? Finché non vede la parola fine, perché il ragazzo non firma con nessuno, allora c'è sempre questa idea che aleggia nell'aria. Allora volevo sapere, dato che il presidente è qui ed è una cosa che cura lui, se avete avuto modo di parlarne, se c'è una parola fine, se ci saranno altre possibilità per Mertens. Ma, guarda, come ho detto l'altra volta, con Driss c'è un rapporto diretto lui e so che ci ha parlato lui in passato, poi quello che succederà in futuro non si può sapere, perché comunque Driss è un capitolo a parte della nostra vita calcistica, del Napoli, quindi non è paragonabile agli altri calciatori. Per quanto riguarda... Fate altre domande? Ah sì, Fabian niente, stiamo parlando con il suo entourage, un paio di volte a settimana, stiamo parlando in maniera molto serena, il ragazzo è molto sereno, lui vuole valutare le opportunità di mercato, è in scadenza anche lui, noi stiamo valutando insieme a lui il da farsi. Ovviamente è un calciatore a cui teniamo molto e anche lui vogliamo tenerlo in tutti i modi, poi alla fine c'è un mercato che parlerà chiaro perché un calciatore in scadenza, poi la volontà del calciatore è molto importante. Canale 21. Sì, salve direttore, sono qui. L'altra volta abbiamo parlato di Sirigu, non le chiedo di fare nomi perché ho capito chiaramente che se ci sono delle situazioni in ballo non li farà mai, però il tema portiere, come mai Meret ancora non ha firmato? Si attende altro? No, abbiamo un accordo, si stanno mandando i documenti gli avvocati e firmerà a breve. Napoli News 24 e si prepara Marca Claro. Buonasera direttore, sono qui. Buonasera. Nella tarda serata di ieri e anche nella giornata di oggi è rimbalzata qualche notizia dalla Germania di un interessamento forte del Bayern di Monaco per Osimhen. Quanto c'è di vero e se i tifosi del Napoli devono temere per un eventuale assalto concreto da parte del Bayern? Non abbiamo Grazie. ricevuto notizie in tal caso, non posso essere d'aiuto. Grazie. Marca Claro. Salve, volevo chiedere rispetto al fatto che non ci siano degli incedibili, che posizione occupa Lozano e se sono arrivate offerte per lui in questa finestra di mercato? Grazie. No, non sono arrivate offerte, siamo molto contenti di averlo tra noi. L'anno scorso ha avuto un'annata un po' tribolata per tanti infortuni e contiamo molto su di lui per quest'anno. GianlucaDiMarzio.com. Salve direttore, sono qui. Volevo sapere su cosa avete lavorato in particolare con il presidente De Laurentiis in questi giorni in cui è stato qui e insomma se è dispiaciuto di non aver toccato comunque, non essere uscito dall'albergo e incontrato la piazza e cercato di dire qualcosa. A parte che è arrivato pochi giorni fa e lo vedo sempre molto coinvolto in tante situazioni perché lui è un presidente che vuole comunque vivere di persona tante situazioni, non solo nel calcio, anche fa tantissimi lavori e dietro a tantissime situazioni e interessi familiari e non solo, quindi è uscito pochissimo dall'albergo perché aveva veramente molto da fare, però so che è uscito comunque qualche volta. Campagna Like. Buonasera direttore,
Poiché noi siamo tra i tifosi ogni giorno, si aspettano 2 parole da parte della società. Cosa si sente di dire ai tifosi del Napoli in un periodo complicato per tutti? Un periodo complicato, un periodo di rinnovamento, però secondo me un tifoso deve avere fiducia in una società che negli ultimi 15 anni ha fatto tantissime Europa, forse l'unica negli 14 anni, ha fatto 8 anni di Champions, insomma io credo che la famiglia De Laurentiis abbia credito per essere applaudita. Canale 8. Direttore, i tifosi comunque, insomma, al di là di tutte le dichiarazioni qui, eccomi qua, buonasera. Al di là delle dichiarazioni, nei tifosi c'è un certo fermento e sarebbe da sciocchi non sottolinearlo. Lei si sente di poter assumere un ruolo da garante, diciamo così, come rappresentante della società, perché appunto alla fine di tutto le cose potrebbero andare come tutti sperano? Quando veniamo da annate difficili del Covid, comunque abbiamo un po' sofferto tutti, credo, no? E come nelle buone famiglie dobbiamo rimettere a posto tante cosine e secondo me lo stiamo facendo, cercando di non toccare molto la parte tecnica, anzi migliorarla. Noi pensiamo di prendere dei ragazzi di grande valore che un giorno faranno parlare di sé, ovviamente ci vuole un po' di tempo. Da garante io sono qui da quasi 8, questo è l'8º anno, cerco sempre di fare il massimo per il bene dell'azienda, per il bene del club, per il bene della città, per il bene dei tifosi e combatterò fino all'ultimo giorno, finché sarò qua sarò sicuramente a combattere giorno per fare il meglio per questo club. Spazio Napoli. Salve, volevo sapere se ci sono novità riguardo la campagna abbonamenti, se è strettamente collegato al calciomercato e sulle magliette. Mi dispiace, di questo non me ne occupo. E magari... Ci sono ancora novità, nel senso che si sta decidendo quando far partire la campagna abbonamenti e anche quando presentare le nuove maglie. Manca un mese all'inizio del campionato, un poco meno di un mese, quindi insomma comunque presto. Tipo Luna. Sì, buonasera direttore, volevo chiederle di Simeone, è un affare che possiamo considerare sulla strada giusta? Dicevo, se ci fossero delle opportunità sicuramente ci butteremo addosso. In questo momento non vedo questa opportunità, però è talmente lungo il mercato che ci può riservare sempre delle belle notizie. Teleclub Italia. Salve direttore, salve, eccoci qui. Mi collego alla domanda del collega Pompameo sulla questione Simeone, perché poi bisogna capire Petagna. Che cosa succede? È vero che c'è il Monza che è molto forte, che notizie possiamo dare, e su Onassa anche qual è il suo futuro? Noi abbiamo dei calciatori bravi, ovviamente che hanno avuto meno spazio, per non dire poco spazio, negli ultimi anni, e noi non vogliamo tenere calciatori che non hanno voglia di stare nel Napoli, di combattere per il Napoli, così tanta voglia, tanto desiderio. Quindi se avranno delle richieste siamo aperti a qualsiasi tipo di discorso. E quindi ovviamente anche le entrate sono subordinate alle uscite. Ok, grazie. E facciamo un attimo solo. Facciamo entrare... Aspetta, forse cos'era quello? Radio Marte? Sì, prego. Una domanda, insomma, una notizia positiva che è emersa in questi giorni riguarda Politano, perché mi pare che dopo l'ultima conferenza stampa con il mister, insomma, ci sia stato un confronto e quindi possiamo dire che Politano farà parte a tutto tondo del progetto del Napoli dell'anno prossimo. Tanto Politano non è mai stato messo in discussione. Poi ovviamente, mi rifaccio al suo collega di prima, se qualcuno non vuole andare via, non ha più il desiderio di rimanere a Napoli, per esempio, che non è Politano, però può avere degli interessi, delle offerte e quant'altro, noi siamo pronti ad ascoltare e siamo aperti a tutto, perché comunque abbiamo sicuramente la voglia di tenere calciatori che hanno tanta voglia di stare a Napoli, di combattere per il Napoli, di vivere Napoli. E quindi per noi siamo molto contenti che in questo momento il trend sembra questo, ma siamo molto contenti, mai messo in discussione Politano.